Sono Fabio Buzzi, guido barche da corsa da oltre 50 anni. La formula segreta per vincere che abbiamo noi è che prima bisogna partire, poi bisogna arrivare e poi bisogna vincere. Ingegnere, designer degli scaffi da corsa, pilota, guru dell'offshore, Fabio Buzzi, 76 anni, era a bordo dell'imbarcazione che ieri sera si è schiantata alla bocca di porto del Lido. Oggi noi riteniamo che il futuro della nautica ci sia e sia entusiasmante ed è diretto non, come ho fatto per tutta la vita, nella direzione delle grandi velocità. Oggi è diretto nella direzione della grande efficienza. Con lui hanno perso la vita Luca Nicolini e il pilota straniero Eric Horn. Avevano compiuto l'impresa a battere il record del mondo di percorrenza della Monte Carlo-Venezia, 18 ore e 30 minuti il tempo. Una vittoria, dicono gli addetti ai lavori commossi, che non potranno mai festeggiare. L'altro passeggero, Mario Invernizzi, è rimasto gravemente ferito. Erano da poco passate le 21, su Venezia e la laguna il buio era calato da un pezzo. L'imbarcazione da corsa arrivava a velocità sostenuta, hanno raccontato i testimoni. Pilota e passeggeri erano certamente stanchi. Improvvisamente ha deviato verso la Lunata, la diga realizzata dal consorzio Venezia Nuova a protezione delle barriere mobili di San Nicolò, schiantandosi violentemente sui massi di Pietra d'Istria. In 3 sono morti sul colpo, il quarto, sbalzato sugli scogli, versa in condizioni gravissime all'ospedale. Sommozzatori dei vigili del fuoco, su M118, uomini della Capitaneria di Porto si sono portati rapidamente sul posto. Sul caso è stata aperta un'inchiesta, sono state raccolte le testimonianze di chi ha assistito alla tragedia per ricostruire quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità. Alta velocità, oltre 100 km all'ora, condizioni del mare, cosa abbia causato la perdita di controllo e lo schianto è ora al vaglio, una festa che si è trasformata in lutto per la motonautica europea e mondiale.